50.000 lavoratori iscritti, 6.000 aziende sono i numeri di Solidarietà Veneto, il fondo di previdenza creato da aziende e lavoratori. Il punto a Padova in un convegno. Vediamo. Solidarietà Veneto compie 25 anni, è il primo fondo pensione territoriale in Italia promosso e amministrato da CISL, UIL, Confindustria, Confapi, oltre a Confartigianato, CNA, Casa Artigiani e Federclai del Veneto. I lavoratori associati, al 30 settembre scorso, sono quasi 50.000, per la gran parte provenienti dal mondo industriale, mentre le aziende associate sono circa 6.000, quasi la metà del settore metalmeccanico. Oltre 1 miliardo il patrimonio a disposizione. Andrea Tomat, presidente del fondo, ha fatto il punto in un convegno al centro Papa Luciani di Padova. C'è la necessità da un lato di assicurare il futuro, un futuro migliore, questo sia a livello pensionistico ma anche stiamo guardando anche alla sanità, e dall'altro fare in modo che queste risorse provengano da investimenti fatti sul territorio. Per Elena Donazzan, assessore al lavoro della Regione, è importante soprattutto che Solidarietà Veneto abbia investito in 2 progetti nelle piccole e medie imprese del territorio. Che lavoratori e imprese mettano una parte del loro in un fondo, e questo fondo poi serva per le pensioni ma anche per gli investimenti, perché oggi Solidarietà Veneta aiuta aziende del territorio. Questo è un fatto unico in Italia e quindi il compito della politica è sostenere, fare in modo che questo sia un fondo etico, come è fondo etico, di una finanza attenta al territorio, e poi che si diffonda questa cultura della previdenza.